tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi imperversa sui giornaloni lo scandalo farlocco per una notizia farlocchissima per cui Donald Trump sarebbe una sorta di alleato, marionetta, propaggine, socio in affari del Cremlino. Tesi che non solo fa a pugni col primo mandato Trump, l'unico mandato di un presidente americano nel quale Putin non abbia messo a segno conquiste territoriali e sia rimasto rintanato in casa sua, ma soprattutto non ci dice nulla, cioè è una sorta di slogan dei nemici di Trump per archiviare la sua iniziativa negoziale sull'Ucraina e in generale il cambio di paradigma che sta provando a imprimere alla geopolitica. Ora Trump può piacere o non piacere, ha sicuramente, spesso direi volutamente, dei toni irrituali, fa dell'iperbole, diciamo l'overture di molte partite diplomatiche, spesso ha gli stilemi del businessman aggressivo e non del tattico riflessivo, tutto quello che volete. Ma non è un pazzo, ha una strategia e soprattutto ha una premessa che forse è il caso di ribadire perché è costantemente omessa, tranne pochissimi casi, anche oggi da tutti i commenti scandalizzati sull'ONU, che gli Stati Uniti non votano come l'Europa, oppure su Macron che ha dovuto aspettare qualche minuto alla Casa Bianca, insomma, quisquiglie e pinzillacchere, diceva il principe De Curtis. La sostanza invece è una, è che Donald Trump ha una convinzione, secondo chi vi parla, nettamente fondata, per cui oggi c'è una macro sfida globale, epocale, storica, e poi ci sono delle micro sfide contingenti, tra cui quella drammatica ovviamente della guerra in Ucraina. La macro sfida è quella in bilico sulla trappola di Tucidide, la trappola per cui le aspirazioni di una potenza in ascesa si scontrano con la potenza egemone e portano inevitabilmente alla guerra. Noi siamo in bilico su quello e sarebbe guerra globale, ma comunque la sfida epocale che sta di fronte all'America e al mondo libero è quella con la Cina. Con la Cina, ricordiamolo, comunista, perché una cosa che viene sempre omessa, la Cina è il più grande totalitarismo sulla faccia della terra, oggi di marca comunista. Trump ha perfettamente chiara la percezione della portata di questa sfida, perché lo stesso trumpismo come fenomeno politico nasce come conseguenza di un grande abbaglio, il grande abbaglio dell'elite democratica, allora clintoniana, che ha anche una data ben precisa, 2001, che secondo la memoria collettiva giustamente è l'anno tragico dell'11 settembre, ma nel 2001 va in porto una cosa che era stata programmata, voluta e portata avanti da Bill Clinton prima, e cioè l'ingresso della Cina nel WTO, nel sistema del commercio globale, con l'illusione che globalizzando, diciamo, la circolazione delle merci e dei capitali si globalizzasse anche la libertà politica, che la Cina non ha mai conosciuto e non ha nessuna voglia di conoscere. Viceversa si sdoganò la concorrenza sleale, l'OPA industriale della Cina sull'Occidente, con la leva appunto della concorrenza sleale, del costo del lavoro ridicolo, della capacità di copiare in casa e di diventare la fabbrica del mondo, e il trumpismo nasce, per esempio, sulla deindustrializzazione di vastissime aree d'America che erano il cuore pulsante produttivo d'America, su tutta la notissima Rust Belt, e sul malcontento del forgotten man americano, cioè spesso dell'operaio, del lavoratore, dell'esponente della classe medio-bassa americana, tradito da questa globalizzazione farlocca. Basta leggere Elegia americana del suo presidente Vance, che è il romanzo
di questa grande delusione americana. Per quello nasce il Trump come fenomeno politico. Quindi lui ha perfettamente chiaro la sfida economica della Cina, ha perfettamente chiaro anche perché l'avrà sicuramente illustrata Musk, la sfida tecnologica della Cina, che è di gran lunga oggi l'unica potenza in grado di contendere agli Stati Uniti il primato tecnologico sulle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, come si è visto anche recentemente, e ha perfettamente chiaro che la Cina ha aggiornato la propria dottrina passando dichiaratamente a un'idea del dominio del mondo attorno a se stessa come potenza egemone. Trump mette in fila questi elementi e riattualizza un asse direi permanente della diplomazia, della storia diplomatica americana, e cioè il dogma per cui bisogna evitare la saldatura tra i giganti asiatici, tra Russia e Cina, che era l'essenza dell'azione di un certo Nixon guidata da un certo Kissinger, che portò alla famosa diplomazia del ping pong. Ora, come ha scritto Federico Rampini, che non è un bieco reazionario, baboso, esponente dell'ultradestra, come dice il mainstream, l'apertura, diciamo, la trattativa di Trump con Putin è comunque eticamente meno repellente dell'apertura allora di Nixon a Mao Zedong, che era già responsabile della morte di 30 milioni di persone, ed era, come dire, andando al ribasso la somma di Hitler e Stalin messi insieme. Ma era un'esigenza strategica dell'Occidente che diede i suoi frutti. Questo è il ragionamento di Trump, che peraltro ha illustrato ai microfoni di Radio Libertà perfettamente Jean-Michel Lessine, raccontando come per esempio Trump abbia in mente per opporsi alla via della seta cinese una grande via dell'innovazione che mette insieme Arabia Saudita, Israele, India, la grande potenza democratica confinante e rivale della Cina. In tutto questo scenario il dossier ucraino, secondo Trump, è secondario, va chiuso con una pace onorevole, non con una resa, ovviamente. L'Europa deve giocare un ruolo anche solo per un'ovvietà geografica, e Trump glielo ricorda, e va chiuso soprattutto per evitare la saldatura tra i giganti asiatici. Questa è l'azione di Trump. Criticatela quanto volete, ma parlate della strategia e della politica del presidente americano, non del gossip di quanti minuti aspetta Macron o delle vostre paranoie ideologiche, perché come al solito non ci state capendo niente. Grazie a tutti.